Siamo al terzo relatore, Aldo Di Bernardo. È uno storico dei territori della Carnia, profondo conoscitore della vita della gente colpita dal sisma, dall'emergenza a partire dal 6 maggio 76, al trasferimento provvisorio nelle località balneari, ai successivi insediamenti nelle case prefabbricate, fino alla completa ricostruzione. A te, Aldo. Buonasera. Allora, partiamo dall'esperienza. Di solito si parte dalla voce del terremoto. Il terremoto non ha un suo suono, perché è una frequenza 18-20 Hz, quindi non si sente con le orecchie, la percezione che c'è qualcosa che ti viene addosso. Quello che tutti ricordano del terremoto è quello che hanno sentito singolarmente, ognuno ha la sua voce del terremoto e sono i rumori, sono le urla. Questa è quella famosa registrazione. Quello che si sente, ognuno di noi ha sentito durante la scossa, chi c'era, e la sera del 6 maggio il Friuli scopre che l'orcolata era vero, no? Quindi questa è la classica immagine che ci hanno fatto fare un po' a tutti. Qui siamo una scuola di Travesio che ha fatto questo lavoro, e immaginare l'orcolata, l'orcaccio, no? Famoso, quello che movimenta ogni tot il territorio del Friuli. E poi ci sono anche le immagini delle riprese, vi metto giusto uno spaccato, quindi sono i classici sorvoli, oggi si fanno con i droni, quella volta l'elicottero. Vedete già l'installazione delle tende vicino ai posti dove ci sicuramente di qui siamo a maggio. Ho preso Venzone per essere un po' di parte, però fondamentalmente un po' riguarda un po' tutto il Friuli queste visioni. Altra città storica medievale, monumento nazionale, Quindi patrimonio di tutta la cultura italiana. Il terremoto del 6 maggio. vedete, i danni sono limitati, la gente si illude di poter ripartire subito. Il crollo in tutta la zona terremotata, il crollo è intorno al 15%, crollo. Ci sono dei punti limite come Lusagara, che è il comune con la percentuale più alta di crollo rispetto ad altri, però ci sono, insomma, la media del 15-20%. Quindi la gente si illude che con 4 riparazioni, 4 interventi di consolidamento, quello che si sapeva quella volta, ecco, la legge sismica del 74 in Italia, quindi siamo agli albori, non c'era la conoscenza venuta fuori grazie anche a Lubiana e agli studi della Jugoslavia, e quindi ancora si parla di riparazione delle case, la famosa legge 17, che è stata preparata in un mese dalla nostra regione, emana in un mese, primi giorni di giugno, e si già la legge 17, è un numero un po' sfortunatino, povero 17, ma comunque parla di riparazione degli eventi. Qui siamo in piazza Venzone, siamo le solite immagini che potreste vedere un po' dappertutto, ripeto.
Ecco, si parte dalla sera del 6 maggio, quindi la scossa è durata, in realtà il tracciato sismometrico dura circa 5 minuti e 14, 314 secondi di movimento di sismogramma, e c'è quel famoso minuto, 58 secondi in realtà, con l'intensità talmente forte, quindi 6,4-6,5 Richter, che ha impedito al pennino di tracciare proprio la lettura, no? Quindi c'è questo tracciato bianco. Fin dall'inizio c'è stato il problema di capire intanto dove è il Friuli, comunicarlo per i soccorsi e quant'altro, ma anche capire dove c'era questo benedetto epicentro, no? Quella volta i terremoti si valutavano attraverso la scala Mercalli, Cancani-Siever, è una scala valutativa, vede solo gli effetti sugli edifici, non studia la correlazione suolo e quant'altro, non dà una misura di energia come la scala Richter. Scala Mercalli ti dice vai nell'area dove registri la maggiore concentrazione di danni, ed era questo famoso semicerchio che parte da Forgare, arriva fino a Montenar, Gemona e Venzone, o in mezzo anche a Osopo, ed ecco che lì viene piazzato ipoteticamente appunto l'epicentro. Quel benedetto povero San Simeone che si becca l'inverosimile maledizione, non c'entra assolutamente niente. E diciamo pure che l'errore è dovuto alla mancanza di dati. Quella sera, la sera del 6 maggio, in funzione c'erano 2 sismografi nella stazione della Grotta Gigante, e quindi Dario Sleico ha dovuto cercare di interpolare dei dati, quant'altro sbagliati di pochi gradi, è inevitabile in quel caso lì, e quindi si è spostato dalla Valle di Musi, quindi dalla zona di Lusebera, dall'epicentro si è spostato al povero Monte San Simeone. Ecco, tutto lì, qualche grado di differenza. E queste cose sono state corrette anche interfacciando i dati delle dighe di Ambiesta, tutti i sismografi che erano operativi su queste strutture. Allora il terremoto anche alle 21.06 misurata, alle 20.59 c'è quella scossa di avvertimento, oggi la possiamo chiamare così, quel 4,5 Richter, che ferma gli orologi, imbroglia i fotografi insieme ai giornalisti che partono con le loro cronache con gli orologi fermi dove si sono fermati, non dappertutto, alle 20.59. Qualche minimo minuto di differenza c'è stato, 21.06. L'area colpita sono 2/3 della regione, sono 600.000 abitanti coinvolti, quindi stiamo parlando di un terremoto che interessa molto. Un terremoto non ha confini politici, non si ferma a confine con la Jugoslavia, ha colpito duramente anche la vallata da Caporetto in su. Ecco, questo per darvi giusto alcuni dati importanti, con feriti, crolli e morti anche nella valle di Caporetto e poi su fino al Triglav. Abbiamo il numero di morti. Allora, secondo la prefettura i morti sono 989, quasi 1000. Secondo le tombe nei cimiteri si arriva quasi a 1400. Bisogna comprendere che esistono gli omonimi, e purtroppo nelle liste della prefettura, quella che trovate scritto anche a Udine, in piazza 1 maggio nella Basilica delle Grazie, sono riportati solo nomi singoli, sono spariti i doppioni di omonimi, ok? Bisogna stare attenti anche a questo. Comunque, quelle sono alcune informazioni che vi do così per lancio. Significativo, sì, si legge, qui siamo a Buia ad esempio, no? L'ufficio postale, il film che era in proiezione la sera del 6 maggio. Ai militari, tanti piacevano il cinema, ogni paese aveva il cinema proprio per i militari, visto la caserma, era in proiezione la sera del 6 maggio, la città verrà distrutta all'alba. Quindi leggermente premonitore, no? Allora qua farò una carrellata mentre parlo di immagini, soccorsi, non dico neanche dove sono perché vale uno, vale tutti, qui siamo nella zona appunto di Montenarsio, Osopo, i soccorsi, vedete molti militari, d'altronde 3/4 dell'esercito italiano è fisso nella nostra regione, ci sono stati degli anni in cui avevamo 700.000 militari e 1.200.000 abitanti, quindi ogni paese ha almeno una caserma, una polveriera, un deposito, qualcosa di militari c'è, e sono i primi nella notte del 6 maggio, oltre alla gente stessa, gli abitanti del paese che subito vanno a cercare nel macello il vicino, l'amico, la moglie, quello che volete, intervengono. Nel frattempo arrivano gli aiuti. Il piccolo problema è far capire all'Italia che il Friuli è qualcosa oltre Venezia, e ci sono state anche delle problematiche con colonne di vigili del fuoco che purtroppo hanno deviato, fra virgolette, quindi non so, c'è una colonna di 50 mezzi che arriva in piazza Trento, prima di capire che lì non servono, poi vengono deviati da questa parte. Sono saltate tutte le comunicazioni.
Non è come oggi che abbiamo comunicazioni quante ne vogliamo, quella volta c'erano linee fisse, c'erano i ripetitori militari che sono subito danneggiati e l'8 maggio per fortuna il genio trasmissioni qui di Palmanova era riuscito a riattivare anche i ripetitori militari. Nel frattempo sono partiti i radioamatori privati. La vera notizia del terremoto del 6 maggio viene data da Ivano di Buia, viene captata in Canada, poi ritorna di qua, ok? Quindi c'è tutta questa cronaca, ci sono le registrazioni anche, e l'Italia scopre che c'è stato un qualcosa a nord-est di Venezia, 120 km a nord di Venezia, questo è l'annuncio del terremoto del Friuli. Però nella notte arriva tutto quello che è la macchina dei soccorsi. Non c'era la protezione civile, ok? Siamo anche in piena emergenza governativa, perché il governo Moro si era dimesso il 30 di aprile. Quindi cosa succede? Il Parlamento e il governo parlano tra di loro e stabiliscono che si attivi subito quella che era la macchina dell'ora dei soccorsi, quindi tutto quello che è il Ministero dell'Interno, Pubblica Sicurezza, Polizia, Vigili del Fuoco, tutto quello che è il Ministero della Difesa, subito a partire verso il Friuli. Iniziano ad arrivare i soccorsi. Vabbè. Gran parte, ripeto, i soccorsi sono già qua, sono i militari di leva. Questa è la nostra piccola fortuna, cosa che si è rivelata importantissima semplicemente qualche anno dopo il terremoto di Irpinia, la mancanza dei soccorsi immediati che ha portato a elevare anche il numero di morti. Comunque questo, qui vedete una carrellata proprio di immagini, soldati di ogni, ovviamente di ogni reparto, gli alpini piuttosto che bersaglieri avete visto, i carristi, i camion, tutto quello che si muove subito. Subito la gente si muove, ripeto, soccorritori, vedete che non serve avere una divisa per portare soccorsi. Qua sono tutte le immagini tratte dai vari archivi, quindi i vigili del fuoco, polizia. Qui siamo a Maiano, no? Riconoscete le cadute dei 2 condomini che sono collassati proprio su se stessi, sono 5 piani spariti, tutti in uno. I primi grandi azzardi del cemento armato senza le dovute controventature, senza le dovute tecniche, che si imparano dopo. Qui sempre a Maiano, il famoso l'ospedale di Gemona, no? 10 piani a zig-zag così proprio, che ha dovuto essere abbattuto prima ancora di essere inaugurato. Scoramento, insomma, qui siamo già alle luci del giorno, quindi vedete gli effetti del terremoto sono questi, no? Danni che abbiamo visto un po' dappertutto. Qui siamo sempre ad Usopo, ad esempio, soccorsi, morti, feriti, cimiteri. C'è il problema dei morti, siamo al mese di maggio, uno strano caldo, quindi è un problema sanitario non da poco da gestire. Subito si partono con le fosse dove abbiamo decine di morti, ovviamente si parte, qui siamo a Usopo, dappertutto dove ci sono decine, a Usopo sono quasi 140 morti. Vedete, situazioni, soccorsi, qui siamo nella notte, quindi primi militari, distribuzione di viveri, nel frattempo arriva veramente di tutto, sia dall'Italia sia dall'estero. Ovviamente era stato più facile raggiungerci dalla Jugoslavia e dall'Austria che non dalla parte italiana, perché il sistema strategico di allora, la guerra fredda, quella chiamata così dall'Italia, ma per noi non è tanto fredda, praticamente avevamo 2 grosse strade, l'autostrada arrivava alle porte di Udine, 2 grosse strade, quella che da Pordenone conduce a Gemona e quella che da Udine porta su sempre a Gemona. A un certo punto c'è l'ingorgo, ma basta anche semplicemente che il ponte sia spostato durante la scossa. Ovviamente c'è anche la famosa fotografia dei binari che sono usciti quasi 1,5 metri proprio piegati dalla forza del terremoto. Per fortuna Romulus era lontano, perché quella notte di notte passa anche Romulus che era pieno di gente che andava a Vienna, no? Quindi potrebbero esserci qualche decina, centinaia di morti in più. Queste distribuzioni di viveri, ecco, gli aiuti arrivano in ogni forma, ok? Quindi tutto quello che è dal mondo italiano, chiamiamo così tutto. Qui siamo i tedeschi, si citava prima i tedeschi nell'elenco, è la prima volta che l'esercito tedesco era autorizzato a uscire dalla Germania dopo la seconda guerra mondiale. Nono reggimento Brandeburgo, Genieri, l'8 maggio sono già nella zona di Usopo, sono già in questa zona qua, quindi hanno attraversato tutta l'Europa, l'8 maggio mattina sono già operativi. L'armata disarmata, no? Non si fidavano ancora dei tedeschi. La prima volta che gli svizzeri avevano addestrato cani da ricerca per persone sotto le macerie, invece che la classica formazione sotto valanghe, no? Quindi la Redog, il test, provate, è il terremoto del Friuli. Francesi, vi ho riportato solo esempi, qualsiasi. Il primo morto in assoluto è il capitano canadese McBride.
Allora, Benzone era il centro di coordinamento dei 2 ospedali da campo canadesi che erano stati trasportati, erano in una base in Baviera, in Germania, sono stati trasportati ad Aviano e sono intervenuti dislocati dei piccoli punti di pronto soccorso immediati, con già le tecniche di salvataggio da guerra, che non sono quelle da ospedale ordinario, fra virgolette, quindi delle metodologie che abbiamo visto nei film, tipo MESH o altro. Il capitano McBride, partito con l'elicottero, doveva andare a fare un rilievo sulle frane di Avasinis, prende la classico filo di teleferica, che c'era dappertutto per la discesa del Lignano quantato, e cade con l'elicottero, ed è proprio il primo morto, una settimana dopo. Qui abbiamo tende, con le tende. Allora, le tende sono quasi tutte militari, ovviamente, dalle caserme esce di tutto. Molti comandanti sono andati a rapporto a processo, perché hanno aperto le caserme senza avere il permesso da Roma, ok? Punto. Non hanno pregiudicato nulla, però intanto sono andati a perdere tempo a rispondere perché hanno mandato fuori i soldati, viveri, vestiti, brandine, tende, ok? Cucine da campo. Tende militari, tra gli aiuti, prima si citavano gli aiuti ufficiali, c'era la tabella degli aiuti ufficiali, sono anche gli aiuti non ufficiali, 2000 tende dal Pakistan. Servono tende, okay? Sono 100.000 passa persone che devono dormire in tenda. Il Pakistan si ricorda chi gli ha costruito quelle grandi dighe che evitano che il Pakistan diventi come il Bangladesh ogni volta che piove, cioè i friulani. Arrivano gli aiuti da Mosca, l'Unione Sovietica, la Transiberiana è figlia dei friulani, okay? Dalla Cina di Mao, okay? Il porto di Shanghai è costruito sempre dai friulani. Quindi dove siamo stati, dove sono stati, non sono stati. Ecco che c'è sempre un buon ricordo. Comunque tende, vita, ovviamente. Primissimi slogan, si diceva, intanto facciamo da soli, facciamo da soli. Non è andato di superbia, assolutamente, nessun friulano non ha mai pensato tale. Era un autosprone, un autoincitamento. Tanto cominciamo a lavorare, poi vedrete che arriva tutto il resto. E difatti è arrivato. Dalle tende alle case, la gente si imbroglia appunto vedendo una grande percentuale di edifici rimasti in piedi, senza avere una reale concretezza, conoscenza dei danni effettivi, si illude dalle tende alle case, okay? Accetta le tende e rifiuta le baracche, dove era possibile farlo, dove le case sono già tutte distrutte, allora lì vengono installate appunto le primissime baracche, già subito dopo maggio. Abbiamo quindi situazioni sanitarie, insomma, da gestire, momenti anche di tranquillità, okay? Cucine da campo, i primi container, ecco i servizi. Di solito ovviamente devono ripartire subito i servizi, negozi, banche, poste, quello che viene riattivato, con le prime roulotte che arrivano, poste, insomma, carabinieri, insomma, tutto quello che è funzioni pubbliche. Ma si fanno anche matrimoni, comunioni, nei primi giorni, nelle prime settimane dopo, il mese di maggio, il mese delle prime comunioni, si fanno lo stesso, i matrimoni in Varese, famoso, no? Quello di Asiatico, che hanno anticipato il matrimonio, addirittura, celebrarlo prima nel bosco. Okay? La chiesa friulana è sempre stata in prima linea. Okay? L'11 maggio 66, 500 preti friulani sono loro a dire prima le case dopo le chiese. Il 12 maggio il nostro arcivescovo, in occasione del sopralluogo del presidente di Confindustria dell'ora, Luca Danieli, nella zona industriale di Gemona Gioppo, ecco che proprio parte con prima le fabbriche, dopo le case, dopo le chiese. Ma questo deriva dal retaggio culturale della chiesa friulana, che essendo giudaico-cristiana, alessandrina d'Egitto, il concetto di chiesa non è un edificio ma è la gente. Dove c'è la gente c'è la chiesa, non viceversa. Quindi le signore, le terribili tigri, che vanno loro a tirare fuori le travi, provate a fermarle. Sappiamo bene che in tutte le case delle friulane c'è almeno una bettoniera, quindi non era un problema metterla in moto. Il grande lavoro degli alpini, quello si l'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, subito apre i famosi 11 cantieri, quindi anche lì capite una solidarietà enorme, sono quasi 100.000 metri quadri di tetti sistemati dopo maggio, che vuol dire, il tetto vuol dire salvare la casa, no? Lavori, le fabbriche, okay, subito partire con i capannoni, in un mese, massimo 2 mesi, c'è la riapertura proprio delle fabbriche, produzione e quant'altro. Abbiamo anche un grande lavoro dei volontari per quello che riguarda il salvataggio dei beni culturali. Friuli scopre di avere un enorme patrimonio culturale grazie al terremoto. Quando si tratta di portarlo in salvo si nota che in moltissimi casi non c'era neanche una fotografia dell'opera, quindi subito i primi ricoveri anche sui carri ferroviari dappertutto,
le baracche, ok, qui siamo nei prefabbricati, quindi la costruzione, qua una carrellata proprio tipologia. Allora, impiantare un villaggio di baracche vuol dire fare una nuova casa, fare un nuovo paese, ok, infrastrutture e quant'altro, quindi ci vogliono i tempi tecnici. Quindi nell'estate 76 la gente si ripara la casa, torna dentro, circa il 60% delle case vengono riabitate. La mazzata di settembre è quella che quindi ti viene di giorno, vedi durante il giorno sparire le cose davanti agli occhi, in più anche lavorato tutta l'estate inutile per metterti a posto le case. Abbiamo una serie di importanti situazioni, no? Quindi capire cosa è successo, dare le valutazioni, i danni, no? Le famose terne, tecnico comunale o comunque un tecnico esperto del territorio, più altri due, le famose terne che vanno a fare i rilievi. Abbiamo circa 70.000 schede degli edifici censiti dopo maggio, le famose schede in base alla legge 17, no? Quindi anche quello è importante. Quindi abbiamo quello, abbiamo situazioni praticamente dei grandi lavori. Le baracche vuol dire vivere, appunto si parlava di 55, 58, 60 metri quadri, 29 per il monolocale, insomma la monocamera. Ecco, qui abbiamo un po' di consegne di edifici che ho recuperato. Qui siamo sempre a Lusevera o a Resia, no? Qui in gran parte Moggio, ci sono la vita nelle baracche, insomma. Ecco qua, vedete questo. Adesso sì, faccio scorrere perché sono tante, no? Quindi, allora, le manifestazioni, una cosa importante che c'è stata, ovviamente, dopo tutti i problemi che ci sono per vivere anche, 10.000 persone a Udine, 5.000 a Trieste il 16 luglio del 76 a manifestare verso qualcosa che si stava rallentando, c'erano delle cose burocratiche strane, qualcuno si era già accorto che la legge 17 non era adeguata, quindi anche la revisione della legge 17. Per fortuna arriva a settembre a dire che non si scherza col terremoto a questo punto. A novembre, vedete, siamo a Roma a lottare la patria, no? Non c'è un problema a fare manifestazioni. Okay, questa è una cosa importante. La vita continua, quindi lavori e quant'altro. Si arriva a settembre, arriva la mazzata doppia, dicevo, c'è il problema di dove mettere tutta questa gente. Che è senza casa, siamo alle porte dell'inverno, il commissario Zamberletti organizza l'esodo. Okay? 300 persone salgono la zona di Tolmezzo, Sale Ravascretto, gli altri scendono tutti verso la costa adriatica. No? Una cosa sulle figure, poi finisco così ci capiamo, anche perché prima l'assessore aveva citato questa cosa qua. Allora, viene nominato commissario straordinario all'emergenza e non viene preso uno a caso dal punto di vista politico, passatemi il termine, ma viene preso il sottosegretario agli interni con la delega specifica ai vigili del fuoco alle forze di polizia. Per fortuna era Zamberletti. È stato preso quello quanto conoscente della struttura e anche conosciuto della struttura. Zamberletti il 7 maggio è già su a Udine e si trova col Presidente della Regione. E c'è la famosa richiesta che Leone Moro, Presidente del Consiglio del 76, fanno al Presidente della Regione Comelli: ve la sentite voi friulani di affrontare il terremoto? Comelli in maniera del tutto incosciente, non sapeva cosa andava incontro, evidentemente accetta, e lì parte quello che diventerà poi lo Stato si fida della Regione e automaticamente la Regione si appoggia sui sindaci, sui comuni. Questa è la filosofia dell'emergenza, con il sindaco che riceve un aiutante in campo, un ufficiale dell'esercito, e comanda in maniera permanente le forze dell'esercito nel suo comune. Ci siamo. Questa è l'emergenza. Commissario straordinario con scadenza. Zamberletti sapeva che aveva tempo fino al 31 luglio. Anche questo è una cosa importante. Difatti il 31 luglio viene congedato, subentra lo Stato con sulle funzioni, si pensava fosse finito il terremoto e ai primi di settembre si riparte dal 5-6 settembre. Zamberletti viene richiamato. Nel frattempo era cambiato governo, perché il 19 giugno, con quasi l'85% di votanti, si vota il nuovo governo e va sul governo Andreotti, uno dei tanti governi Andreotti. Quindi però riprende la stessa struttura che era stata presa prima. Zamberletti aveva tempo fino al 30 di aprile per gestire l'esodo, l'installazione delle baracche, delle case prefabbricate. Viene congedato il 31 marzo, un mese prima. Per fortuna i lavori ha potuto lavorare bene e gli insediamenti provvisori, perché si chiamavano così, sono stati installati. Okay?
Dalla seconda metà di febbraio in poi la gente rientra dalle località di mare. Okay? E questa è un'altra cosa importante da dire. Il dopo terremoto vede un'attività, siamo negli anni 70, quindi il concetto civico è molto forte ancora, no? Quindi la gente sa manifestare, sa quali sono i suoi diritti, sa tutto. Ecco, questa è una cosa importante. Proteste, non c'è problema a protestare, se si fa in maniera giusta e civile con argomenti buoni si fa. Ecco, ho messo le ultime 2 foto lo stesso giorno, quasi insieme, Berlinguer con Rockefeller in giro per il Friuli, e tanto per darvi, siamo a gioco, quindi a distanza di poche decine di metri dall'altro. Altre sottosegretari, ministri, insomma tutti quelli che avevamo quella volta, parlamentari, ecco, Comelli, con Varisco, sono i protagonisti, se volete, del dopo terremoto dal punto di vista politico, no? Il Presidente della Regione, ma anche il responsabile della segreteria generale straordinaria, che è un tecnico, un ingegnere, che avola, poi c'è Varisco, assessore alla ricostruzione, che faccia un po' la parafulmine a tutte le situazioni, i sindaci, sempre in prima fila ovviamente, e siamo la donazione, questa è una chiesa di dimensione donata dall'Emilia Romagna, tanto per dire che le donazioni sono sempre esistite, anche a livello, anche 50 anni fa. Ecco. Questo, non so se se sono riuscito a farvi capire fondamentalmente, no? Quindi si parlava anche e soprattutto, chiudo, ma l'ho messo anche nel libro tante di queste note, con la frase di Pasolini, con la frase dei giornalisti anche. Voi pensate che i giornalisti che arrivavano in Friuli non sapevano niente del Friuli, okay? Quindi il fiorfiore della stampa e della televisione di allora, cito, non so, Minà piuttosto che anche Guzzanti, la neonata Repubblica, il primo test, proprio era nata 2 mesi prima, il primo test probante dell'emergenza è la Repubblica. Uno dei primissimi giornali a scrivere con una nota, si diceva quella volta, straordinaria, l'Osservatore Romano, già nella nota del 6 maggio, tanto esce da sera l'Osservatore Romano, no? Quindi quello. Ci sono, c'è la Iorio, che è una collega di padre Dario Maria Turoldo, importantissimo la presenza dei nostri friulani in giro anche per le relazioni d'Italia, che a Colorello Montalbano, no, rimane un po' stupita perché vede un gruppo di soldati che si vede dare un paio di salami per il disturbo da parte della gente, soldati che erano andati a mettere a posto macerie, quindi per esempio questo. C'è bisogno di tradurre il concetto della casa per il friulano, che è la custodia delle reliquie della storia della famiglia, non è solo beni materiali, no? C'è quello, e Pasolini chiude dicendo nel 1944, quindi lo possiamo definire profetico, verrà bene il momento in cui il Friuli si accorgerà di avere una storia, una tradizione, un passato. E in molti casi ci è voluto anche il terremoto del 76. Ecco, questo è giusto una breve presentazione di quello che è stata la vita e nelle baracche, nelle tende, nel dopo terremoto, quindi la ricostruzione ci ha isolati anche dalle crisi economiche. Non dimentichiamoci che quando si muove il settore dell'edilizia tutta l'economia gira forte, no? La crisi economica, visto che siamo attuali, dell'Iran della fine degli anni 70, il petrolio che esplode, in 2 anni lo stipendio medio di un operaio passa da 200.000 lire al mese a 350, mi pensate che grazie all'inflazione, 15, 18, 20%. Chiudo con i soldi, ma non è venale, semplicemente abbiamo 8.900 miliardi di lire stanziati per il terremoto del Friuli, attualizzati ad oggi sono circa 18-19 miliardi di euro, scusate. Questa è la parte pubblica, che ha coperto circa il 35% dei costi, il resto lo deve mettere il privato, con il suo lavoro, con il suo stipendio, prima le fabbriche, dopo le case, dopo le chiese. Con i mutui, lo Stato quella volta aveva esercitato una forte influenza sulle banche, praticamente obbligando le banche ad applicare tassi di mutui del 2% quando l'inflazione era del 18%. Quindi tutti hanno fatto il mutuo, quasi tutti. Quindi ecco, l'insieme delle cose ha portato alla ricostruzione. Se non c'è tutto questo gioco, le unioni, con lo Stato che si fida ancora della Regione. Solo il 28% lo gestisce lo Stato, di tutte le risorse pubbliche. Il 72% lo passa alla Regione.
28% cosa vuol dire? Strade, ferrovie, l'Università del Friuli, l'Università di Udine, ma anche l'area di ricerca di Padriciano, a Trieste, sono le cose pubbliche, le cose di massima utilità, i beni culturali. Il 72% passa alla regione, il 16% sono gli assessorati economici, quindi agricoltura, industria, commercio e quant'altro, il 56% è gestito dalla segreteria generale straordinaria, quindi organo tecnico. E c'è una percentuale che quando ho accompagnato il presidente Mattarella è rimasto abbastanza colpito, il 34%, quindi più dello Stato, il doppio della regione, ce l'hanno in mano i sindaci, i funzionari delegati della regione. Quindi il sindaco firma di proprio pugno l'appalto. Pensate che razza di rivoluzione, E quindi risponde anche, che questa è una cosa importante. Se si vogliono fare le leggi di emergenza, si parla di emergenza perché la ricostruzione è un fatto ordinario, la gestione di emergenza è straordinaria, lo Stato può benissimo farlo ancora oggi. Bisogna vedere se i sindaci se la sentono di prendersi una responsabilità così grossa, questo nulla vieta, va bene. Quindi ecco, questa è la chiusura, insomma, ecco, perché sono successe le cose da noi, da altre parti un po' meno. Questa è un po' l'esperienza raccontata così, poi sono a disposizione per tutte le vostre domande, ma se volete anche possiamo, come sono già stati tanti, organizzare le visite a Venzone. Venzone è sede del Museo del Terremoto, è stato citato, quindi Terremoto, l'esperienza per salvaguardia del terremoto del Friuli, è sede della CERNEX Academy, quindi il polo di formazione internazionale per la protezione civile e il vigili del fuoco, quello che vuol dire terremoto, sugli interventi di Porti e Svecchio, la frazione di Venzone che è rimasta abbandonata la sera del 6 maggio, dove ci si può esercitare perché rappresenta circa il 65-70% del patrimonio edilizio italiano. E quindi si sa quali saranno i danni quando colpirà il terremoto una delle tante zone d'Italia ancora da colpire o da ricolpire. E quindi ecco, questo è. Capite che si parla oltre. In Venzone si fa più o meno un anno ogni 3 il disaster manager all'Università di Coventry, Inghilterra, o da Lione l'ingegnere di beni culturali nel terremoto. Questa è la traduzione del corso di formazione superiore dell'Università di Lione. Quindi si può parlare del dopo terremoto, cominciamo a ragionare in questi termini, sono passati 50 anni, però insomma parliamo 50 più 1 almeno. Va bene. Grazie. Grazie.